Buongiorno cari amici e benvenuti anche questa sera alla Live Splash del vostro Marietto veneziano. Oggi il titolo è Nulla viene dal cielo gratis e si impara sempre dai migliori, o si dovrebbe imparare dai migliori, no? Anche perché è una pillola collegata anche ai racconti di fantasia del Marietto per farvi capire quanto è importante creare i presupposti per difendere la propria famiglia, il proprio ambiente, il proprio comune, no? Il proprio ambiente familiare, il proprio condominio o tutto quello che ci interessa che dobbiamo difendere. Perché capita alcune volte che quando poi vogliamo difendere le vacche sono uscite dalla stalla, sono scappate e il lavoro diventa più difficile. E a riguardo vi vorrei raccontare una storia di fantasia, mi raccomando non è vero niente, non credete niente, di quando io avevo 7-8 anni più o meno. Quando avevo 7-8 anni io sono stato praticamente portato in un paese, no? Che c'erano dei birichini, no? Questa è una storia di fantasia, no? Per farvi capire quanto è importante anche a livello di un paese creare i presupposti per lasciare fuori delle energie nefaste, perché ci sono alcuni gruppi misterici, per chi ha seguito o ha letto Mago Frabato, la cosa è chiara, per chi non ha ancora letto questo discorso magari potrebbe sembrare un pochettino strano, no? Ma bisogna capire che ogni luogo, ogni posto ha delle energie, no? Vicino ad esempio dove ci sono i vulcani ci sono determinate energie, vicino a alcuni corsi d'acqua ci sono determinate energie, eccetera. Ma chi si sveglia per primo deve avere anche la responsabilità di difendere il gruppo. Il forte difende se stesso, il più forte difende tutti. E qui bisogna capire che nulla viene giù dal cielo, gratis, e bisogna cercare di proteggere. Ciao Chiara, grazie di esserti unita nel canale YouTube di Marietto Veneziano. Ciao Loredana. Quindi faccio un racconto di fantasia, non è vero niente, non credete, però per darvi lo spunto, no? Io avevo 8 anni e c'era un paese che purtroppo, dove mi avevano portato, purtroppo era un paese che guardava troppo la materialità, c'era la casa dei sogni, molte persone facilmente avevano raggiunto un benessere economico importante. Adesso io non sto a raccontare tutta la storia per il semplice fatto che ho fatto più di 1130 pillole e se qualcuno vuole può andare nel mio canale YouTube a vederle, no? E quindi sa un po' la storia. Però vi voglio raccontare un fatto che mi era successo, ho 7-8 anni massimo. 7-8 anni massimo, appunto in questo paese c'era arrivato questa casa dei sogni, molti avevano fatto fortuna senza nessuna competenza, no? Era appena finita la guerra da 20 anni e chiaramente si cercava di salire sul carretto dei vincitori, in soccorso del carretto dei vincitori. No? Allora tutti, insomma, erano diventati tutti filoamericani e nessuno era più fascista. Però come ho detto, quando è finita la guerra non è che i fascisti sono spariti, le persone che sono tornate indietro dalla guerra hanno costruito un servizio segreto parallelo a quello degli invasori. No? E quindi in quel periodo lì i servizi segreti che erano stati piazzati dagli invasori avevano costruito nelle case dei sogni dei punti saldi e le persone si erano arricchite, no? Si erano arricchite pensando che dal cielo arrivasse giù tutto gratis. No? Però bisogna dire che, come ho già detto, nulla è gratis. Queste persone si erano arricchite, no, in modo molto potente perché servivano i servizi segreti per tenere sotto controllo la gente ricca, no, con questa casa dei sogni. Non c'era internet, i telefoni non c'erano cellulari, non c'erano foto, insomma era tutto ancora analogico. E in questo gruppo, no, questo gruppo che gestiva questa casa dei sogni erano quasi tutti parenti e facevano capo ai servizi segreti della capitale, che era a più di 1000 chilometri distante. E alcune volte facevano delle biricchinate, no? Cioè, voglio dire, in quei tempi era appena finita la guerra, bisognava mettere a posto i conti, no? Tutti erano diventati, siamo partiti, siamo andati in Russia, abbiamo perso 170.000 alpini in Russia, i migliori soldati del mondo erano italiani, sono morti combattendo, anche con le mani.
E quindi quelli che erano rimasti a casa come conigli erano diventati tutti partigiani, no? A un certo punto si erano svegliati e la casa dei sogni era praticamente piena di questi personaggi. C'era una fetta effettivamente di partigiani veri e c'era una fetta di gente che era scappata come i conigli in montagna, è tornata giù, non doveva più andare a combattere e è diventato partigiano. E in questa struttura molti avevano fatto successo e guadagnavano tanto e facevano un po' i birichini. E adesso vi racconto la storia di un signore, no? Un nome fantasia, lo chiamerei Aristide, per un nome fantasia, no? O se qualcuno si chiama Aristide, lavorava lì e mi riconosce, è così il nome fantasia, anche perché quello signore che sto raccontando io non esiste più incarnato in quella forma, ma esiste incarnato in un'altra forma. Beh, io avevo 7-8 anni, come ogni bambino di 50 anni fa, stavo andando in giro per il paese, no? Perché allora i bambini andavano ancora in giro per il paese perché c'erano poche macchine, insomma, e quant'altro. Incontro questo Aristide però era stato sui carri dei vincitori. Purtroppo il mio babbo, no? Io sono figlio adottivo, il mio babbo era quello del carro dei perdenti ufficialmente, no? E l'Aristide ce l'aveva sempre con me. Lui avrà avuto 40 anni, quel tempo io avevo 8 anni, era un bagaglio, no? E ogni volta che lo incontravo, no, su una salitella, io vedevo che intorno a questo Aristide c'era come un'altra persona, luminosa, no? Luminosa ed ero impressionato, no? Perché l'Aristide ce l'aveva un po' morti con me, e non so per quale motivo, perché non birichino, insomma si sta avvicinando anche lui all'esoterismo, quelle cose lì, no? Per potere, no? Aveva una paga stratosferica, già ai tempi viaggiava con il Porsche, cioè sto parlando di 50 anni fa, billoni a destra e a sinistra, proprio perché si era agganciata alla casa dei sogni. No? E quando incontrava il Marietto, o volavano sventole o volavano calci, insomma non era una persona che mi faceva piacere incontrare. Però ogni volta che io lo incontravo a 30-40 metri, c'era sempre questa figura, questa sagoma invisibile ai suoi occhi, ma io lo vedevo bene, e mi piaceva incontrare non Aristide, ma quando incontravo lui vedevo questo angioletto, io pensavo che era un angioletto. Morale della favola, cosa è successo? Un giorno mi tira il solito scappellotto in testa, il solito calcio, e a un certo punto questa, come si suol dire, questa figura luminosa parla. E parlava un dialetto del posto, io chiaramente non sapevo il dialetto lì del posto, no? Però avevo capito, no? Che questa persona luminosa che parlava, che io vedevo, ma lui molto probabilmente non vedeva, era praticamente la forma astrale, diciamo così, di suo padre, del padre della Aristide. E gli diceva qualcosa. Passano le volte che ci incontriamo, io vedevo sempre questa figura vicino all'Aristide, no? Che fondamentalmente era preoccupato per l'Aristide, ma l'Aristide non era preoccupato perché era un signore col Porsche, no? Con i villoni, Monte Carlo, San Moritz, vacanze a destra e a sinistra. Sto parlando di 50 anni fa, no? Quando le persone chiaramente morivano in fabbrica di lavoro. E morale della favola, insomma, mi picchiava sempre, no? Una sventola, un calcio in sedere, insomma, era sempre un personaggio delicato così. Un giorno però l'Aristide ha usato troppo, mi ha preso in braccio, il problema è che non ha preso in braccio solo me, no? Perché suo padre era molto preoccupato per quello che sarebbe successo all'Aristide, no? E devo dirla tutta, alcune volte suo padre entrava dentro di me, e che non sono possessioni, perché da piccolino era un medium peso massimo, no? E quel giorno lì però l'Aristide mi prese in braccio praticamente così, no? Mi prese in braccio così per farmi male, no? Suo padre entrò di me e mi disse: digli all'Aristide, no, di stare attento a te perché non sei quello che sembri, no? Una cosa del genere, no? Io avevo paura di dirgli, no, questa cosa qui, perché insomma questo qui già mi picchia tutte le volte che lo incontro.
Morale della favola, avevo vergogna, allora suo padre mi dà un pizzicotto nel cuore, allora io ho dovuto dirgli questa cosa qua. E l'Aristide allora a questo punto è diventato più violento. Il problema dell'Aristide è stato che io avevo le manine corte, però mi ha avvicinato al corpo, in quel momento lì è entrato suo padre nel mio corpo, cioè era già dentro praticamente, e le mie manine, che erano quelle di un bambino di 8 anni, sono diventate come due tenaglie che avrebbero staccato la testa di un toro. E a quel punto lì l'Aristide ha cominciato a capire che nulla viene giù gratis, perché suo papà gli ha detto stai attento che questo bambino non è quello che sembra, perché il motore, e poi gli ha detto il cognome di mio papà vero. No? Allora, poi la storia è lunga, comunque l'Aristide è andato nel basso astrale, è tornato indietro, come si dice, si è rincarnato in una persona gravemente malata. No? Allora, il titolo di questo racconto di fantasy, che non è vero, non credete quello che vi dico, è che nulla viene giù gratis. No? Quel paese lì chiaramente ha tantissime persone che sono andate in basso astrale, no? E allora bisogna imparare dai migliori, no? Mago Frabato ci ha dato una traccia nel suo libro, no? In cui spiega che ci sono questi gruppi misterici, ma bisogna anche cercare delle protezioni, no? dei riti propositivi perché non succeda più in altri paesi come è successo in quel paese lì, dove persone ignoranti, proprio ignoranti, neanche i genitori che tornano indietro dal regno dei morti, riescono a salvare i propri figli, anche se gli parlano e gli parlano e gli parlano. Quindi, perché non viene il titolo? Perché non viene più giù niente, cioè non viene niente gratis dal cielo? Perché questi personaggi qua si sono trovati tantissimi soldi, no? Tantissimo materiale money, no? Però non sono riusciti a capire che molte volte non è gratis e c'è sempre un prezzo da pagare. Molte di quelle persone lì che ho conosciuto quando ero piccolino adesso sono in basso astrale, anche perché poi io le ho riviste a 38 anni dove erano e non sanno più uscire come da basso astrale, ma loro, tra virgolette, colpo di fortuna lo hanno avuto quando io ero boccia e loro pensavano di essere padroni del Padre Eterno. Quindi il consiglio di Marietto è imparare dai migliori, no? E visto che ci sono riti che hanno 30.000 anni, io non sto parlando di mandatemi luce colorata o qualche parolina ripetuta come mantra che riempiono le egregore, non sto parlando di cose, insomma, capite, New Age, io sto parlando di riti propositivi, propiziatori che hanno quasi 30.000 anni. Allora, se quel paese dove mi hanno portato me avesse incominciato, quando è finita la seconda guerra mondiale, a incominciare a fare riti propiziatori per il paese, no? Molto probabilmente i servizi segreti avrebbero messo la casa del sogno da un'altra parte. Queste persone avrebbero cominciato a lavorare come tutti i cristiani cattolici e molto probabilmente non sarebbero in basso astrale. Purtroppo hanno voluto saltare in aiuto sul carro del vincitore e si sono ritrovati lì un sacco di persone che adesso sono in basso astrale. Lo garantisco io, vabbè che non racconto di fantasia, ma lo garantisco io perché a 38 anni li ho visti giù e non sanno più come uscire. Quindi, cari amici, il problema che cos'è? Se avete la possibilità, per il vostro paese, per il vostro comune, per quello che voi volete, per il vostro nucleo, bisogna imparare dai migliori, no? E imparando dai migliori, la prima cosa che si fa sono i riti propiziatori, no? Proprio per tenere lontano queste illusioni di lavoro facile, con soldi facili, che poi portano solamente le strade che sono lastricate d'oro, che poi portano all'inferno. Quindi quando io faccio questo titolo non c'è nulla di grazia, ogni tanto di sera, di giorno, mi viene sempre in mente questo signore Aristide biondo con gli occhi azzurri, rossiccio, col Porsche, si metteva i guantini, Rolex d'oro, ville a destra e a sinistra, no? Pensava di essere il Padre Eterno, perché effettivamente a livello materiale, quando un operaio guadagnava 1.000, lui ne guadagnava 25, 25.000, il rapporto era questo, e non ha capito che stava praticamente andando, cioè era già nel basso astrale. Quindi quelle persone che magari sono sindaci, no, di paesi, no? Sindaci di paesi importanti ma anche meno importanti,
è meglio che incominciano a pensare a dei riti propiziatori per il comune, che Dio li allontani dalle case dei sogni o dai guadagni facili dei servizi segreti. Questo racconto di fantasia. Perché sennò di Aristidi il basso astrale è pieno. Io mi ricordo quando suo padre è entrato dentro di me che era terrorizzato suo padre perché vedeva dove sarebbe andato e gli diceva lascia stare questo bambino perché questo bambino non è quello che sembra, e poi gli diceva il cognome del mio vero papà. Ma questa persona era accecata da materialità, non riusciva a vedere oltre il suo naso, pensava che tutto il mondo fosse Rolex d'oro, il Club Mediterraneo e quelle cose che andavano forti 40 anni fa. Adesso lui si è rincarnato in una persona gravemente malata, e quando dico gravemente malata non potete immaginare com'è in questo personaggio qua, ma Dio spiritoso alcune volte ha un cognome, no? Che più o meno fa di Dio, no? Cioè proprio il cognome di questo bambino è di Dio, perché i genitori non sanno chi era prima questo personaggio qua, ma io l'avevo visto quando avevo 7-8 anni, come sarebbe diventato, chi sarebbe stato. Quindi certe volte il Padre Eterno è proprio spiritoso, no? Quindi il mio consiglio è chi ha la possibilità di aiutare il proprio paese, il proprio nucleo familiare, chiamiamolo come volete, il proprio quartiere, no? E di iniziare a fare riti propiziatori perché stanno arrivando tempi pesanti. E tempi pesanti non vuol dire solo guerra, vuol dire che magari vi piacciono lì una fabbrica dei sogni, no? Dove a un certo punto il prezzo alla fine è il basso astrale. Io da piccolino ho visto queste cose qua, sempre un racconto di fantasia, non è che domani mi trovo le forze dell'ordine di mamma, mi ha detto un racconto di fantasia. E vi dico che purtroppo Mago Frabato ha ragione, no? Quindi bisogna sempre fare in modo che il nostro comune, il municipio, la regione, no? Dove voi siete, abbia queste energie che allontanino queste, come si dice, lussurie, queste mele avvelenate. Quel paese lì purtroppo per 50 anni ha avuto la casa dei sogni, e quella casa dei sogni lì ha portato tantissime persone in basso astrale e sta continuando a portare, no? Perché ormai quello che uno semina poi raccoglierà, anche se è andato in pensione, anche se fa finta di dimenticarsi, ma il Marietto non si dimentica, e se non si dimentica il Marietto, figuratevi se si dimentica la Chetra. Quindi, cari amici, se voi siete qualcuno che può influenzare il vostro municipio, il vostro comune, il vostro quartiere, il vostro condominio, è meglio che incominciate a pensare la vostra attività, è meglio che incominciate a pensare dei riti propiziatori che tengono lontano certe energie nefaste, capite, che sono poi mele avvelenate. Povero Aristide, ormai è nome fantasia, mi raccomando, perché se qualcuno si chiama Aristide, ho avuto un cugino che si chiama Aristide, io non lo conosco, nego tutto, però se un giorno vi dovesse arrivare, no, queste offerte dai servizi segreti, lontani, perché in quel paese lì è un'ecatombe. Tutti quelli che hanno i doni di veggenza, quando entrano in quel paese lì, scappano, proprio perché vedono cosa è successo nel passato e cosa sta succedendo adesso. I riti propiziatori ci sono di tutti i tipi, dal Saturno al Marte al Giove e quant'altro. Si possono fare sia per i comuni, per i quartieri, i condomini, per le attività e per le persone, no? E ricordatevi sempre che è importante fare quando le stalla è piena, non quando la stalla sono usciti tutti. Un rito propiziatorio serio, ma quelli seri, costa 2.500 euro e dura tutto un mese e si può ripetere. Io sto parlando per municipi, strutture grosse, multinazionali e quant'altro. Salve William. Quindi capite che questo è un racconto di fantasia, però il papà che è entrato dentro di me e ha usato le sue manine come tenaglie per cercare di salvare suo figlio, no? E suo figlio da quel momento lì non mi ha più toccato, perché ha capito che se avevo 8 anni avevo la forza di un bulldozer, no? E il problema è che suo padre era molto preoccupato e voglio dire, adesso che ho la visione completa, sono preoccupato anch'io per loro, però purtroppo quello che uno semina accoglie. Quindi dal cielo non viene giù niente gratis, questi qui dovevano pagare, non hanno fatto i riti propiziatori, si erano agganciati alla religione di Stato, hanno voluto servire i servizi segreti dell'invasore e chiaramente la paga alla fine è basso astrale.
Quindi se qualcuno vuole andare a saltare in aiuto sul carro del vincitore, sappia che alla fine c'è basso strano. Io penso di aver finito qui, una piccola pillola solo per dire: se siete qualcuno che può influenzare il municipio, se siete qualcuno che può influenzare il condominio, se siete qualcuno che può influenzare il quartiere, se siete qualcuno che può influenzare la vostra regione, siete un politico, vi ricordo che Mago Fravato aveva ragione: state lontano da magia nera, voodoo, quelle cose, luce colorata, arcangeli, preghiere, che quelle cose sono in age, e orientatevi su, non solo dal decreto detto iniziale, orientatevi su dei riti propiziatori che hanno almeno 30.000 anni, così si va sul sicuro che 30.000 anni fa funzionavano, funzioneranno anche adesso. Ve l'ho detto, un rito serio costa 2.500 regioni, comuni, dura un mese, no? E chiaramente tiene lontano sicuramente quelle persone o quelle energie che il nostro Marietto ha incontrato piccolino e quando le vedeva faceva i salti altri 2 metri. Cioè, sono cose serie, pericolose. Al povero Aristide, purtroppo il Porsche, il Rolex d'oro o i Rolex d'oro, perché ne avevano a caterva, capite, non gli sono serviti, adesso non gli serviranno. È bello che io conosco quella ragazza che si è incarnato col signore, lui praticamente abita vicino ai suoi palazzi, no? Ma adesso purtroppo non è più nel corpo di prima, è in un corpo veramente devastato, e a me piange il cuore, no? Perché dico, ha lavorato tutta la vita e adesso sta soffrendo come... Infatti un giorno mi sono avvicinato con uno che non sapeva niente e mi dice: ma cavolo, quel bambino lì vive nel terrore, cioè proprio nei suoi occhi si vede tutto il male che ha fatto nella vita prima. Bene cari amici, Marietto vi ha detto tutto, non viene giù niente gratis dal cielo, quindi se oggi voi non vi proteggete, molto probabilmente domani qualcuno penserà a voi. E si possono imparare dai migliori, quindi se noi abbiamo dei riti propiziatori che hanno 20-30 mila anni, penso che qualcosa di solido c'è. Se invece noi andiamo davanti alla New Age, vogliamoci tutti bene, angeli colorati, arcangeli, Michelangelo, insomma, tutti che ne ha più, oppure in paroline impastate con New Age e tutte quelle novità lì, chiaramente avremo dei risultati differenti, no? Bene, cari amici, il Marietto è finito qui, vi ringrazio di avermi seguito e ci sentiamo alla prossima live. E stasera alle 21:30 il The Guard con le sibille interattive gratuite nel suo canale. Grazie cari amici, alla prossima.